Oh, che freddo! C'era un sole, c'era. Oh, niente. Conoscete sta leggenda, sta storia di i prestaticci? Ascoltati bene. Sapete che il tempo di marzo non si sa mai. Per questo che si dice marzo ha 7 baretti. Una a gaccia e l'altra a metti. Ma quest'anno c'era stato un bel mese di marzo. Dolce, in cui sole, piovita. Arba ce n'era stato tante più. E i pecore avevano mangiato più che bene e anche i latti ne avevano dato tante più. Il pecoraggio così fiero di sogagi, quasi compie un mese di marzo, non aveva più a paura del freddo, da piovita, e si sentiva appena troppo ardito, e così sciacca. Marzo, catarzo, fidolo di riunione, faccio i broci, tamanta e spurtoni. Marzo era in furia, ma non aveva più che 2 giorni per vendicarsi di l'ingrato pecoraggio. Si gira allora verso Aprile, suo amico, e gli dice: Aprili, gentili, prestami 3 dì, con 2 ghenaggi farà giù penta un valso pecoraggio. E così, a sera del 30 di marzo scatena un temporale d'un altro mondo, saietta, trustata, tono e randinata. Ma la tradizione dice che Aprile una mica dato primo giorni d'uso mesi, ed è così che a spesso facci bello tempo primo d'aprile e poi dopo è cattivo tempo o 2 o 3 e o 4 che si chiamano i prestatici. Comincia dunque aprile in una bella giornata dolce e tranquilla, non so che il temporale ripeto giorno dopo. Non si podia manco più la pecore vorra. Mugnali dava un gaggio, manca pensarla. Randinata e un vento così freddo che tombai i pegori una a una, che si ritrovano stirpati da vendetta di marzo. Il pecoraggio cercaia invano a salvare l'agnedi e quasi quasi se ne muore anche. Solo riesce a piattarsi la nieda più ciuga sotto il pagliocco. Ecco, ci sono parecchie versioni di sta storia, di sta leggenda di Prestatici, in cui parecchi versi, e io ho aggiunto a una versione adattata da guida tramandata da Madama Cervetti, quando ero io zittetto. Ci sono versioni in cui 2 giorni, 3 giorni, sino a 8 giorni, dipenderà dalla natta. Ma quanto a me, mi pare che quest'anno ha già cominciato. Ecco, a presto.